Il Liceo Scientifico Leonardo, nell'ambito della videoconferenza organizzata dal professore Zarbo e dai docenti di Dipartimento di Disegno e di Storia dell'Arte, ha incontrato il sottosegretario di Stato alla Cultura, onorevole professore Vittorio Sgarbi, per approfondire la conoscenza delle opere d'arte esposte nella mostra Leonardo e la sua bottega, la Vergine delle Rocce, in corso alla Valle dei Templi di Agrigento, visitata nei giorni scorsi dagli studenti e dai docenti. Presente all'incontro la dirigente scolastica dell'istituto, Patrizia Pilato. Nel corso della videoconferenza il professore Sgarbi si è soffermato sulla figura di Leonardo da Vinci, evidenziando la matrice filosofica delle sue opere, come la Vergine delle Rocce, soggetto dipinte dal genio del Rinascimento, in altre due versioni, una seguita nel 1483 e l'altra nel 1486, oggi esposta al Museo Louvre di Parigi. L'altra fu realizzata tra il 1506 e il 1508, conservata alla National Gallery di Londra. Oltre alla figura di Leonardo e alla Vergine delle Rocce, il docente Sgarbi, rispondendo alle domande degli studenti, ha illustrato le caratteristiche principali delle altre opere realizzate dagli allievi della bottega del Leonardo, come Martino Piazza d'Allodi, Cesare De Sesto, Marco Doggiorno, Gian Pietrino, tra i maggiori esponenti della pittura rinascimentale lombarda. Durante l'incontro in videoconferenza, gli alunni hanno mostrato al professore Sgarbi il catalogo delle opere della mostra, con testi in lingua italiana e in lingua inglese, che rimandano alle analisi dei dipinti, realizzato come prodotto finale del percorso didattico per consolidare le conoscenze acquisite e mettere in pratica le proprie competenze e abilità disciplinari e linguistiche. Al termine della videoconferenza il professore Sgarbi si è complimentato con la dirigente scolastica dottoressa Pilato, con il professore Zarbo e con i docenti del Dipartimento di Storia e gli studenti del Liceo Leonardo per le iniziative e le attività di approfondimento svolte per la qualità delle domande formulate dagli alunni. Il professore Sgarbi inoltre ha manifestato la volontà personale di visitare l'istituto e conoscere la comunità scolastica leonardina nella sua prossima visita nella nostra città